Vi presento gli ospiti di questa puntata: Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera a tutti, grazie direttore. Grazie Vianello, grazie molte. Con Francesco Vianello di Prima il Veneto. Sì. Dicevo, come va a finire a questo punto? Questa faccenda della guerra in Ucraina? Quanto allora, secondo me la vittima principale di questa faccenda è il popolo ucraino, alla quale noi rivolgiamo la nostra massima solidarietà e dispiacere per quanto sta accadendo da circa 2 anni e mezzo. Però, secondo me, il principale responsabile di questa crisi internazionale che si è andata a creare è il presidente Zelensky dell'Ucraina, secondo me, perché evidentemente lui ha ceduto alle lusinghe e alle pressioni di chi era interessato a creare questo conflitto, e credo che sia stato dimostrato, che sia stato scoperto ormai che questo conflitto è stato fortemente voluto dagli americani, dalla precedente amministrazione democratica di Biden. Ora adesso stiamo assistendo a cosa? Trump che si sta defilando, o meglio, attenzione, perché io di questo personaggio non mi fido né del colore dei suoi capelli né del colore della sua cravatta, ok? Secondo me sta fingendo di defilarsi da questa faccenda, sta mandando avanti l'Unione Europea. Purtroppo questa Unione Europea sembra ben felice di mettere in moto la macchina da guerra, perché sa che serve per rilanciare le economie stagnanti di alcuni paesi dell'Unione Europea, e quindi purtroppo sulla pelle del povero popolo ucraino, al quale, ripeto, va tutta la mia massima, la nostra, credo, solidarietà e dispiacere per quanto sta accadendo, si è creata la guerra perfetta. Una guerra perfetta perché, tra virgolette, è ancora a bassa intensità. Si è scongiurato il rischio di una escalation nucleare proprio perché l'America ha fatto o ha finto di fare un passo indietro, togliendosi dal fronte e dimostrando quindi che invece precedentemente era in prima linea in questa guerra. Pertanto è una guerra, per così dire, a bassa intensità, circoscritta, confinata in una zona ben definita. È stato scongiurato poi il rischio di un suo allargamento e coinvolgimento ad altri paesi, se non in modo informale. Vi ricordo che erano state trovate delle truppe nordcoreane e forse anche cinesi, schierate ovviamente dalla parte della Russia. Però purtroppo va detto la verità, cioè questa guerra fa comodo a tutti, fa comodo alle grandi lobby multinazionali, no, degli armamenti, fa comodo alle grandi lobby poi del farmaco. Provate a pensare quante persone stanno soffrendo in questo momento, hanno bisogno di cure mediche, hanno bisogno appunto di farmaci, e poi anche al mondo della finanza, perché poi bisognerà pensare in futuro ad una ricostruzione, no, dell'Ucraina, che rischia di venire rasa al suolo. Prima abbiamo visto un filmato in cui c'era Donald Trump in uno dei suoi tanti festini bunga bunga, alla presenza anche di Jeffrey Epstein. Non so se vi ricordate, questo era un finanziere di origine ebraica che viveva in America, che è stato condannato, no, per reati legati, diciamo, alla sfera sessuale. Dopodiché, dopo la condanna, è morto suicida in carcere in seguito a circostanze mai del tutto chiarite. Vi faccio notare che in quell'inchiesta fu coinvolto, anche se marginalmente, anche il principe Andrea della corona britannica, è vero. Che era stato accusato da una ragazza, allora minorenne, che si chiamava Virginia Giuffre. Ecco, ci tengo solo a portare alla vostra attenzione che purtroppo il mese scorso la povera Virginia Giuffre, ormai quarantenne, si è suicidata in Australia. Ecco, per cui questi scandali possono avere delle ripercussioni molto pesanti sulle vittime, sulle
presunte vittime o sulle accusatrici, per cui grande attenzione su questi argomenti. Ha fatto bene a ricordarlo, perché proprio a volte diventano una catena di suicidi, a volte anche di delitti, di morti in circostanze misteriose. Allora, Francesco Vianello e un po' tutti gli indipendentisti, i gruppi maggiori, insomma, sì, che per fare una specie di coagulare queste forze, c'era Pizzolato per voi, se sì, non ho sì. detto male. Lei cosa ne pensa? Sarebbe bello, insomma, diciamo che questo sarebbe il nostro sogno. Ovviamente è un'operazione estremamente delicata e lasciamo che siano i segretari generali di partito e i presidenti ad occuparsene. Ecco, io invece, per allacciarmi, se posso, alle riflessioni che ha fatto poco fa l'amico Gava, ecco, io vorrei che si smettesse di parlare, perché da 2 anni parliamo del terzo o quarto mandato di Zaia. Io vorrei che questo mandato fosse mandato definitivamente diciamo nel cassetto, d'accordo, e che i partiti di governo, che io amo chiamare quello delle sorelle romane da una parte e quel poco che resta della Lega dall'altra, si concentrassero sul progetto autonomista dell'autonomia differenziata del Veneto, che hanno promesso per anni, e quindi stanno tradendo non solo la fiducia dei loro alleati, ma stanno tradendo sistematicamente la fiducia dei loro elettori. Ecco, io vorrei che loro si impegnassero molto più seriamente nel progetto autonomista. Ovviamente non è assolutamente coinvolto in tutto ciò l'altro partito di governo, Forza Italia, del presidente Tajani, che probabilmente in questo momento è molto più interessata, impegnata nel trasformare Forza Italia in partito, perché prima era un'azienda, e a conquistarsi l'elettorato moderato del centro, quindi andare a sostituire quella che un po' era la vecchia DC, diciamolo così. Che dire invece della scellerata sinistra, questa sinistra bolscevica, ovviamente una parte della sinistra bolscevica, che oltre ad aver distrutto la scuola, non ci tiene assolutamente né all'identità italiana, men che meno all'identità veneta, e credo che lo stia dimostrando con delle politiche sull'accoglienza che veramente non riscuotono, credo che non possano riscuotere assolutamente il consenso del Veneto. Quindi, come diceva anche il collega Gava, qui c'è una politica che ritorni finalmente a parlare di programmi politici e non solo di questi eterni balletti di partito, fatti ovviamente dai partiti nazionali di sistema. Quale sistema? Del fallimentare sistema centrale italiano, che in Veneto non ha fatto altro che ingannare i veneti e andare alla ricerca anche di autorevoli persone, come tutti i colleghi che sono qui presenti, no? Che secondo me idealmente dovrebbero far parte di dei partiti nazionali veneti, non italiani, perché poi le segreterie centrali dei partiti nazionali italiani sfruttano e ingannano sistematicamente la brava gente attraverso anche bravi amministratori e politici locali, però non faranno mai e poi mai gli interessi della nostra regione. Vorrei che questo gli elettori se lo ricordassero. Vi hanno sempre ingannato sistematicamente. Grazie. Francesco Vianello, parlavamo comunque di violenza giovanile. Lei da insegnante, per esempio, sui provvedimenti del ministro Valditara, qual è la sua opinione? Non so, per esempio il divieto di uso dello smartphone, no? Sì, beh, su quello del divieto dell'uso dello smartphone mi trova perfettamente d'accordo, perché come abbiamo avuto modo di dire anche tante altre volte, purtroppo questi dispositivi creano una frattura fra la realtà, perché portano i ragazzi su una dimensione
parallela nella quale poi ricevono degli input, degli stimoli a dei comportamenti non sempre validi. Prima però si parlava anche del tema della sicurezza, e voi sapete quanto a noi di Prima al Veneto ci stia a cuore particolarmente il tema della sicurezza nel comune di Venezia, nello specifico a Mestre e in via Piave. Ecco, purtroppo in via Piave è necessario un intervento di disinfezione. Va disinfettata via Piave, perché sulle strade, sui marciapiedi, sui giardini pubblici e privati ci sono escrementi, c'è urina, ci sono feci, ci sono residui di liquidi biologici, c'è sangue, d'accordo? E noi non possiamo permettere che i cittadini mestrini che pagano regolarmente le tasse, che lavorano, che fanno fatica e che si impegnano, loro e i loro figli possono vivere in queste condizioni. Pertanto è necessaria un'opera massiccia di disinfezione dell'area di via Piave, perché, ripeto, ci sono anche tante siringhe per terra nei giardini. Noi non possiamo permettere che i bambini, i ragazzi vadano a giocare e per sbaglio mettano le manine per terra e vadano a pungersi con delle siringhe lasciate lì da chissà chi, da queste persone, no, che provengono da chissà dove e non sono meglio identificate. Pertanto noi proponiamo un modello che è quello che si è rivelato vincente negli anni precedenti qui nella vicina Treviso, che è quello del metodo Gentilini. Qui purtroppo bisogna fare una massiccia campagna di controllo. Gli strumenti ci sono per farlo, per reprimere la delinquenza, tant'è vero che vengono utilizzati molto bene anche in altre circostanze. Per esempio, allo stadio, se un tifoso magari che ha alzato un po' il gomito per festeggiare i successi della sua squadra accende un fumogeno, giustamente questa persona viene immediatamente identificata da delle telecamere, d'accordo? E poi si ritrova un provvedimento amministrativo oppure addirittura un processo penale. Ecco, noi vorremmo che questo modo fosse applicato indiscriminatamente, ok? Nei confronti di tutti, anche di quei cittadini stranieri, regolari o irregolari, che da anni stazionano nelle nostre strade e che contribuiscono a sporcarle con batteri, patogeni e parassiti e le sostanze che ho detto prima e che adesso non voglio ripetere. Quindi che ci fosse un uguale trattamento, quindi nessun tipo di discriminazione etnica nei confronti dei veneti e dei cittadini di Mestre e Venezia. Ecco, vorremmo essere trattati alla stessa maniera degli altri, o meglio, che gli ospiti, questi graditi ospiti che affollano i nostri marciapiedi, fossero trattati esattamente come noi, perché altrimenti comincia a porsi veramente una questione, un problema di discriminazione. Gli italiani, i residenti in Italia e in Veneto, cioè, vengono trattati in modo diverso, cioè noi paghiamo fino all'ultimo centesimo ogni singola infrazione, grave, meno grave o lieve che possa essere, però i cittadini stranieri, ripeto, regolari o irregolari, di dubbia provenienza e di dubbia nazionalità e occupazione, perché non si sa come facciano a campare e a sbarcare il lunario, ecco, desideriamo molto diplomaticamente e democraticamente che venissero trattati esattamente come noi. Va bene? Grazie. Non ho capito se ha cambiato, era un dialetto, che cos'è, no? Democraticamente. Sì, perché la democrazia viene utilizzata a senso unico, solo quando fa comodo ad alcune componenti
politiche. Ho capito, ho capito. Grazie Vianello. Grazie a tutti davvero per aver seguito Focus fino a qui, grazie ai nostri ospiti Francesco Vianello di Prima il Veneto, grazie Vianello.